Immagini vi giungono da Montecatini Terme, siamo nel rione della Marruota, secondo trofeo Cavalier Renzo Stinchetti alla memoria, una gara che onora appunto la memoria di quel grande dirigente che fu Renzo Stinchetti. In questo momento vediamo Cesare Saputo, presidente del Comitato Provinciale di Pistoia, che dà il via alla categoria G1. Come possiamo vedere dalle prime immagini, categoria giovanissimi. Eccoci qua al passaggio con questi ragazzini che sono i primi a scendere in gara. C'è già Francesco Birindelli nettamente al comando e, come dicevo, è una competizione riservata ai giovanissimi che vede complessivamente alla partenza 120 ragazzini in una mattinata veramente, direi, caldissima. Siamo alla conclusione di questa prima gara della giornata con Francesco Birindelli, ragazzino della Scintolese, che va a segno, tra l'altro è campione provinciale di Pistoia, ottava vittoria stagionale per Birindelli, che va ad aggiudicarsi il successo davanti a Nicolas Alberti della stessa società di Cintolese, mentre al terzo posto c'è uno sprint serratissimo ed andiamo a vedere chi se lo aggiudica. È il ragazzino della Sfinge in casacca gialla, si tratta di Andrea Cicchella. Era la prima gara della giornata che ha visto alla partenza 5 atleti. Presidente di giuria Anna Iaquinto di Montecatini Terme, componente Fattorini, giudice d'arrivo Simona Bartolini. Sono partiti nel frattempo i ragazzi della categoria G2, anche in questo caso c'è un molto agonismo e sono ragazzi che sono alle prime armi per quanto riguarda il mondo del ciclismo. Come già ricordato, si gareggia per il trofeo Renzo Stinchetti alla memoria e siamo alla conclusione con il successo di Saverio Cicchella della Sfinge Alma Colzi davanti a Vincenzo Di Giorgio della Polisportiva Mille Luci. Al terzo posto Filippo Gentili del Club Ciclismo Montecatini. Vediamo qua che si susseguono gli arrivi in questa categoria G2. E siamo alla partenza delle bambine, delle femminucce, e come possiamo vedere sono veramente splendide queste immagini. In questo momento vediamo Lido Pisaneschi, vicepresidente del comitato regionale toscano, che ha dato il via a queste ragazze e fra poco ci sarà la conclusione anche di questa categoria. Per quanto riguarda la G2 femminile, vi dico subito che il successo andrà a Marica Gugliotta davanti a Claudia Mazzantini e Eleonora Cascio. Eccoci qua al traguardo con la appunto Gugliotta che va ad aggiudicarsi il successo davanti alla Mazzantini e alla Cascio, rispettivamente appunto seconda e terza classificata. Ed eccoci alla partenza della categoria G3, incominciano ad essere ragazzi di età maggiore. La giuria sta dando loro gli ultimi, direi, consigli prima della partenza. In questo caso abbiamo visto il dottor Antonio Stinchetti, figlio appunto di Renzo Stinchetti, che ha dato il via a questi ragazzini. 1 chilometro circa il circuito che dovevano percorrere appunto rione della Marruota, uno dei rioni, direi, più popolati di Montecatini Terme, dove il ciclismo è stato negli anni immediati del dopoguerra veramente all'avanguardia, con corridori di grosso spessore. Eccoci qua con il successo di Lorenzo Porcaro del gruppo sportivo Cintolese, che nel finale se n'è andato. Al secondo posto lo vediamo Davide Gasperini del Club Ciclismo Montecatini, che fra l'altro è la società che ha organizzato questa manifestazione, e al terzo posto Ezio Croce del Rescaldinese. A proposito di club ciclismo, la società termale fu fondata nel 1965 proprio da Renzo Stinchetti. E siamo alla partenza di un'altra categoria, anche in questo caso sono diversi concorrenti impegnati e fra poco scatteranno. Abbiamo visto Anna Iaquinto, presidente di giuria, che ha abbassato la bandierina a scacchi. E anche qui c'è il successo di un ragazzo del Cintolese, Filippo Salvia, si aggiudica la gara davanti a Martino Tonarelli e a Marco Conte, il primo della Mille Luci, il secondo, cioè Marco Conte del Club Ciclismo Montecatini. Categoria impegnata era la G4. E siamo ora passati ad un'altra categoria, vediamo qui le ragazze impegnate, è la categoria G5 femminile.
Allora vediamo la conclusione della categoria G5 femminile. Silvia Angiolini dell'Unione Sportiva Luni che si aggiudica il successo davanti a Lisa Gallorini della Nuova Sfinge, al terzo posto Monica Faina del Club Ciclismo Montecatini. Ed andiamo con i grandicelli G5 maschile. Qui ci sono ragazzini di 11 anni, è una categoria che già sta esprimendo alcuni ragazzi interessanti, anche se naturalmente è presto per esprimere dei giudizi definitivi. Abbiamo visto Francesco Nincheri, presidente del Club Ciclismo Montecatini, che ha dato il via a questi ragazzi, ricordo categoria G5 maschile. Vediamo i ragazzi della Sfinge al comando e Lupetti davanti a Barsotti. Poi vediamo gli altri a seguire, il gruppo è già abbastanza allungato. Molto agonismo, molta partecipazione, soprattutto da parte dei genitori e dei parenti dei ragazzi. Qui siamo alla conclusione di questa categoria G5. Eccoci qua con il successo di Alessio Lupetti, altro atleta della Nuova Sfinge, Alma Colzi di Spedalino, società che va per la maggiore per quanto riguarda l'attività giovanile. Al secondo posto un altro ragazzo della Sfinge è Fabio Galluzzo davanti a Vittorio Barzotti della Mamma Fanini. Ed eccoci ora alla partenza della categoria G6. Sono ben 31 i ragazzi che partecipano a questa categoria e Cesare Saputo ha dato il via all'ultima gara della giornata. Sono i più grandicelli, 12 anni di età. Questi ragazzi l'anno prossimo li troveremo nella categoria esordienti. In questa categoria le rivalità cominciano ad essere già abbastanza accentuate, ci sono alcuni ragazzi che hanno già vinto diverse gare, vediamo un atleta dell'Empolese davanti, poi abbiamo visto Sabatini, Capponi, Amoriello nelle posizioni di testa, il gruppo è ancora abbastanza compatto. Ed eccoci allo sprint conclusivo, testa a testa veramente splendido fra Sabatini ed Amoriello, ed è il primo che ha la meglio, quindi Nico Sabatini del Cintolese davanti al ragazzo del team Marliani, al terzo posto Alessio Capponi della Sfinge. Per quanto riguarda la categoria femminile, successo di Alessandra degli Innocenti del Polisportivo Arci Tamburini davanti a Simona Borgioli della Mitos. Eccoci qua con la conclusione, ora iniziano le serie delle premiazioni, ci sono il mazzo dei fiori di Pescia per tutti i vincitori di categoria. Vi ricordo Francesco Pinindelli nella G1, poi Saverio Cicchella nella G2, Melissa Croce nella G3 femminile. Per quanto riguarda la G3 maschile Lorenzo Porcaro, G2 femminile Marica Gugliotta, la G4 ha vinto Filippo Salvia, G4 femminile Chiara Michelotti del team Evangile davanti ad Alessia degli Innocenti dell'Arci Tamburini ed Alessandra Gentilcore del team Evangile. La categoria G5 ha vinto Silvia Angiolini naturalmente fra le femmine e Alessio Lupetti fra i maschi, mentre la categoria G6 successo di Nico Sabatini nei maschi e di Alessandra degli Innocenti nelle femmine. Vediamo qua il presidente del Club Ciclismo Francesco Nincheri assieme a Paola Stinchetti che procedono alla premiazione delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato a questo secondo trofeo Cavalier Renzo Stinchetti alla memoria. A proposito, la trofeo Renzo Stinchetti era andato al Club Ciclismo Montecatini, che era la società che organizzava questa manifestazione. Il Club Ciclismo Montecatini molto sportivamente l'ha ceduto alla Nuova Sfinge Alma Colzi, che era la seconda classificata in questo trofeo. Renzo Stinchetti credo sia un fatto da sottolineare, da rimarcare. Questo è Nico Sabatini della G6 e qui c'è appunto Paola Stinchetti che consegna il trofeo al dirigente della Sfinge. Ed ora siamo con gli organizzatori di questo secondo trofeo Cavalier Renzo Stinchetti. Abbiamo qui il figlio Antonio, dottor Antonio, poi abbiamo Silvano Mazzoncini e Francesco Nincheri, rispettivamente direi segretario e presidente del Club Ciclismo, e Cesare Saputo che è il presidente del comitato provinciale di Pistoia. Vorrei iniziare proprio dal dottor Antonio Stinchetti. Allora siamo qui per il secondo anno a ricordare tuo padre, Antonio, mi sembra che stamattina è una bella mattinata, no?
Sì, direi proprio di sì. Questa è una gara fortemente voluta da tutta la società del Club Ciclismo Montecatini per ricordare questa figura che mio padre, che ha dato tanto al ciclismo toscano, negli ultimi anni si è dedicato con particolare fervore ai giovanissimi. Vedo anche oggi un bel pubblico, una bella partecipazione di atleti, quindi veramente grande. Speriamo che questa gara quindi continui anche negli anni futuri con sempre maggiore successo, quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato quindi con impegno a questa manifestazione. Grazie. Allora Silvano, hai lavorato tanto, ma insomma mi sembra i risultati si vedano, no? C'è stata molta partecipazione, no? Ma io sono contento perché si è raggiunto un numero di iscritti, una cosa fuori del normale, non me lo sarei creduto. Sono contento per le società che sono venute e che si ricordano di una persona scomparsa che ha dato tanto al ciclismo toscano e nazionale. Devo dire che anche il comune di Montecatini mi sembra ci sia stato vicino, perché vediamo un servizio d'ordine veramente eccezionale. Sì, il comune di Montecatini va ringraziato per primo il sindaco, poi l'assessore allo sport, l'assessore al traffico, il comando dei vigili urbani con alla testa il comandante Cortesi e tutti gli altri che ci sono. Hanno fatto un servizio proprio da cose dall'altro mondo e poi ci hanno anche fornito di tutte le transenne, tutte le attrezzature, i cartelli che ci voleva, sicché io penso che mi va fatto un grande ringraziamento. Allora Francesco, ricordare un amico come Renzo credo sia sempre un po' un momento di commozione, no? Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le società intervenute, amici del Club Ciclismo, dirigenti del Club Ciclismo, qui il presidente della provincia di Pistoia, Saputo, spero che anche per gli anni che verranno si possa seguitare con questa bella manifestazione per ricordare l'amico carissimo Renzo Stinchetti che tanto ha dato al ciclismo, e quindi spero ancora che la manifestazione venga proseguita anche per gli anni prossimi. Grazie a tutti. Allora Cesare, cosa si può dire? Ricordare un uomo e un dirigente come Renzo Stinchetti credo è il minimo che si possa fare, no? Ma difatti se io lo devo ricordare come dirigente provinciale e nazionale credo che debba dire tanto, e credo io come dirigente provinciale di aver appreso tanto dall'amico Renzo Stinchetti. Sotto l'aspetto organizzativo di questa gara, che vuol ricordare la memoria di questo caro amico Renzo Stinchetti, credo che non sia l'atto migliore, specialmente per quanto riguarda organizzare categorie di giovanissimi, perché era il babbo di questi ragazzini, li ha allevati, li seguiva con passione, diciamo, e con tutto quello che lui aveva in animo da dare a questi ragazzi, per cui come comitato provinciale lo ricorderemo sempre anche noi e vedremo sulle strade quando sarà ricordato il nome di Renzo Stinchetti, amico e dirigente nazionale.